Grande solidarietà sta arrivando da tutto il Friuli Venezia Giulia, come non l'avevamo mai vista dai tempi del terremoto per i profughi ucraini. Abbiamo visto la protezione civile in Slovacchia creare il campo base, smistare medicinali e alimenti. Abbiamo visto tanti friulani pronti ad accogliere nelle loro case direttamente i profughi ucraini. Abbiamo visto tanta solidarietà da parte delle categorie produttive. Volevamo un po' avere anche il polso della situazione per quanto riguarda il mondo degli albergatori, della ristorazione, dei bar, del commercio in generale. In questa puntata dal titolo Emergenza profughi, accoglienza e lavoro di Screenshot, che inaugura questa settimana i nostri approfondimenti, e allora sentiamo dalla viva voce del vicepresidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, Enrico Guerin. Guerin c'è? È pronto? Grazie Eccolo lì. Davide, mi sentite? Grazie Davide per l'invito. In realtà vicepresidente provinciale, provincia di Udine, non regione. Provinciale, mi scusi Guerin. Grazie. Vabbè, Grazie. l'ho alzata di livello, insomma, credo che non la disturbi anche di questi tempi, ma comunque No. può portare direttamente la voce degli albergatori oggi, perché se non sbaglio avete avuto anche sarebbe un tavolo di lavoro, in verità un colloquio di stanza, immagino, di questi tempi tra di voi per poter capire qual è il vostro, diciamo, ruolo che potete avere nel ruolo dell'accoglienza come alberghi. Allora, oggi abbiamo fatto un comitato regionale, chiaramente l'abbiamo fatto a distanza, ci siamo trovati quindi tra presidenti e vicepresidenti di ogni provincia per quanto riguarda Federalberghi, abbiamo fatto un punto sulla situazione per quanto riguarda l'ospitalità che possiamo mettere in atto in questo momento nei nostri territori. Chiaramente accoglienza che noi potremmo fare in maniera programmata, in maniera diversificata su ogni singolo territorio, in base chiaramente alle dinamiche che vivono dalla montagna al mare, all'entroterra, alle città. Io chiaramente porto i numeri della mia zona, che è quella del mare, quella di Lignano, dove in poche ore siamo riusciti a mettere insieme circa 150 posti letto usufruibili da subito, così come gli altri territori hanno contattato chiaramente le attività esistenti per fare un attimo la conta numerica. Devo dire che la risposta è stata immediata. Chiaramente noi soffriamo un attimo delle difficoltà che sono legate a quella che molte strutture, molti appartamenti non hanno il riscaldamento, però quelli che ce l'hanno, molti hanno messo a disposizione appunto un congruo numero di posti letto, che sono stati chiaramente comunicati alle autorità competenti, nel nostro caso al sindaco che ci aveva fatto appunto la prima richiesta. Certo, questa è la situazione insomma a Lignano. Per quanto riguarda invece la situazione che potrebbe essere comprensorio regionale, ne avete parlato, sono numeri maggiori decisamente, immaginiamo, anche per quanto riguarda il lavoro. È possibile, state pensando di poter dare lavoro a queste persone che stanno arrivando dalle zone di conflitto? E questa è proprio un'ipotesi della quale stiamo discutendo con la Regione, seguendo anche quelle che sono un po' le indicazioni che vengono dall'Europa, l'ipotesi appunto di poter inserire all'interno delle aziende che siano al mare o nell'entroterra, in base anche alle esigenze, alle capacità delle persone che stanno arrivando sul territorio, inserirle nei nostri organici appunto per darle delle opportunità di lavoro, quindi assumerle all'interno delle nostre aziende. La nostra idea sarebbe quella appunto di trovare prima degli alloggi da mettere a disposizione di queste persone, chiaramente tenendo in considerazione quelle che sono le famiglie che stanno venendo giù, le donne, le madri con i propri figli, o magari anche con le nonne, per tenerli tutti quanti insieme, creare anche un certo tipo di comunità tra le famiglie che arrivano dallo stesso territorio. Magari in questa prima fase di accoglienza fare anche un po' di formazione sulla lingua, tenendo conto di quelle che sono le professionalità che loro avevano già magari in Ucraina, nelle loro città di provenienza, per poi inserirle una parte di questi appunto all'interno delle nostre aziende con dei regolari contratti. Chiaramente ci sono degli aspetti normativi di cui tenere conto, e questo stiamo parlando appunto nei tavoli di lavoro anche con la Regione.
Ecco, quante persone sareste disposte ad accoglierle nel mondo del lavoro in questo caso? Parlo non solo di alberghi, ma anche commercio, bar, ristoranti. Noi abbiamo fatto una stima a livello regionale che per quanto riguarda il comparto turistico, quindi alberghi, ristoranti, bar, poi abbiamo inserito anche il commercio. In questo momento abbiamo ancora bisogno di assumere circa 1500 persone per i prossimi mesi, molte delle quali avrebbero anche l'alloggio previsto all'interno delle aziende. Quindi sarebbe anche una situazione, non dico semplice da gestire, ma agevolata, ecco. In questo vi darebbero una mano chi? L'Europa direttamente, lo Stato, la Ma Regione? in questo momento c'è un tavolo di lavoro con la Regione, chiaramente tutti gli aspetti normativi devono essere vagliati. Dalle notizie che arrivano dall'Europa, da Bruxelles, sembra che appunto l'indicazione sia quella di dare dei visti che possono permettere ai profughi ucraini di poter inserirsi e di lavorare. Chiaramente un'altra cosa di cui volevamo tener conto, appunto, vista l'enorme presenza di bambini, e di creare dei contesti di assistenza per l'inserimento negli asili, nelle scuole o in dei gruppi estivi, visto che probabilmente l'estate è alle porte, probabilmente dovranno passarla qua, in modo da creare anche un reale inserimento di questa gente nel nostro contesto. Lei mi ha parlato di un numero abbastanza elevato, 1500 persone anche se su tutto il territorio regionale. Questo vuol dire che se avete bisogno di 1500 persone, almeno questa è la mia considerazione, ma la può fare qualche altro telespettatore, il vostro settore non è più allettante? La pandemia ha fatto in modo da erodere, diciamo, tanto del personale, da spingerlo da altre parti. Cosa sta succedendo? Ma guarda, è una situazione che non c'è solo nel nostro territorio, è diffusa un po' in tutta Italia, ma in realtà anche in tutte quelle nazioni dove il turismo è molto presente. Durante la pandemia si è creata una dinamica che ha fatto sì che molta gente si sia riqualificata in altri settori, magari anche meno remunerativi, però che possono permettere uno stile di vita diverso. Per esempio, c'è stata un'esplosione di alcuni settori durante la pandemia con la necessità di operai, con lavoro chiaramente, diciamo, lavoro in fabbrica dal lunedì al venerdì, oppure comunque con orari ben definiti, il sabato e la domenica, a casa, e quindi molta gente si è riqualificata in altri settori. Poi ci sono comunque altre dinamiche che hanno fatto sì appunto che il mestiere dell'hotelleria e della ristorazione non siano più allettanti come una volta, oltre al fatto che è da tempo che mancano le professionalità e speriamo di tornarle ad avere al più presto. Faccio una provocazione, non è più allettante in questo momento avere il reddito di cittadinanza piuttosto che regolarizzarsi? Ma guarda, sono delle riflessioni che abbiamo fatto e sicuramente questo non aiuta il reinserimento nel mondo del lavoro, quindi può essere sicuramente uno dei fattori che non aiuta la gente a muoversi e a venire a cercare lavoro magari lontano da casa. Sì. Senta Guarin, c'è anche chi vi imputa il fatto che nel settore, soprattutto questo, manca una regolamentazione, ci sono salari bassi, i contratti sono piuttosto precari, anche perché stagionali. Questo è un fondo di verità, esiste questo Ecco, problema. una cosa che posso condividere è il fatto che i contratti brevi, quindi i 3, 4, 5 mesi che noi offriamo a Lignano sostanzialmente, non sono allettanti per chi ha voglia di costruirsi una famiglia e magari appunto avere delle certezze. Però è anche vero che nella maggior parte dei casi, chiaramente anche da qualche pecora nera esiste, nella maggior parte dei casi il lavoro è molto ben retribuito e ci sono dei benefit che non tutti gli altri lavori prevedono. Uno per tutti l'alloggio, o comunque la possibilità di avere altri servizi a disposizione all'interno delle strutture. È chiaro che chi vuole delle certezze probabilmente con il lavoro stagionale fa fatica ad averle negli ultimi anni sicuramente. Per quanto riguarda l'aspetto remunerativo o altro, molta gente parla molto spesso a sproposito. Poi ripeto, ci sono delle pecore nere come dappertutto, però non dobbiamo Sì. penalizzare chi lavora nelle regole. Sì. Senta, il fatto che tra poco si riaprirà la stagione, mancano diciamo 2 mesi, 2 o 3 mesi, ma diciamo 2 insomma, Tra un pensa mese è che... Pasqua.
Tra un mese è Pasqua, sì, ma se continua a fare sto freddo io non vengo a Lignano a fare il bagno. E speriamo insomma che ci sia il bel tempo che arrivi, bisogna chiedere al nostro Tonino Renda se arriva il bel tempo e il caldo. No, quello che le chiedevo è se avrà ripercussioni questo conflitto secondo lei sul turismo. Non so se Lignano viveva anche di turismo russo ultimamente, qualche magnata che magari Ma veniva, qualche guarda, oligarca famoso che adesso si sente un po' sotto tiro. quello che posso dirti è che in questo momento le prenotazioni stanno continuando ad arrivare, soprattutto dai nostri mercati di riferimento, quindi Ecco, le sta arrivando l'Austria, la le sta arrivando Germania. una telefonata di una prenotazione. No, in realtà no. Mi Comunque diceva? continuano ad arrivare, arrivano molte mail, le prenotazioni arrivano, c'è un po' di preoccupazione, sì, soprattutto da quel pubblico che viene dall'est Europa, ci chiedono sempre di più quelli che sono le modalità di cancellazione, eventuali costi previsti per le cancellazioni. Devo dire che abbiamo notato un rallentamento nei primi giorni del conflitto, poi ha ripreso tutto in maniera regolare, anche se devo dire siamo all'allerta perché sappiamo che potrebbe cambiare tutto in qualsiasi momento. Per quanto Certamente. riguarda invece l'arrivo di clienti russi, dobbiamo dire che negli ultimi anni c'era stata una diminuzione in realtà di questo mercato e chiaramente 2020-2021, complice la pandemia, era un mercato sostanzialmente fermo per quanto riguarda la nostra località. Ci si aspettava una ripartenza per quest'anno, sappiamo come diciamo dalla Russia vengono in aereo, quindi tutto il settore che si muoveva in aereo era fermo, molti russi che vivono invece nell'est Europa o anche nella vicina Austria, Germania, frequentavano la nostra località abitualmente, ci si aspettava quest'anno una ripartenza appunto del mercato, però temo che dovremo aspettare ancora un po'. Bene, io la ringrazio Guerin, le auguro buon lavoro, buona serata, in bocca al lupo per tutto il turismo del Friuli Venezia Giulia, in particolare di Lignano in questo caso, che continuino le prenotazioni, che ci arrivi un periodo di tregua, usiamo questa parola, insomma, visto che siamo in pieno conflitto. Grazie. Crepi il lupo e speriamo che tutto vada bene, o Bene, quantomeno allora meglio. io ringrazio Guerin, andiamo in pubblicità, poi seconda parte con un altro ospite, ma continueremo a parlare di commercio, bar, ristoranti e alberghi. Pubblicità. Appuntamento della settimana, parliamo di commercio, ma soprattutto sotto il profilo dell'accoglienza e del lavoro per quanto riguarda i profughi ucraini. Lo potete vedere anche dal titolo e sovraimpressione di questa puntata. Siamo arrivati alla seconda parte e abbiamo ospite qui presente con noi Francesco Bonapane, che è segretario regionale della Filcams CDL. Do il buonasera per essere venuto. Buonasera a voi. Grazie. E abbiamo trasmesso prima l'intervista di Guerin, lei ha avuto modo di ascoltarlo dietro le quinte, parlava di 2000 posti di lavoro, anzi 1500 per la precisione, che sarebbero pronti e disponibili per chi viene da queste zone di emergenza del conflitto. Voi sareste d'accordo a dare lavoro a queste persone? Prima di tutto. Ma allora, innanzitutto ho apprezzato le parole del vicepresidente quando si parla di accoglienza, perché credo che in questi casi qui bisogna un po' tutti fermarsi e parlare prima di tutto di solidarietà, di accoglienza, di pace, insomma condividere dei principi e dei valori. Detto ciò, bene anche l'iniziativa di dare alloggi posti letti, sulla parte lavoro sarai un po' più cauto. Innanzitutto perché non esiste solo quel conflitto lì e la nostra è una terra comunque che ha sempre espresso molta accoglienza nei confronti dei profughi di vari conflitti che scappano dalle guerre o da situazioni di povertà e che cercano un futuro migliore, e quindi se Confcommercio o Federalberghi vuole iniziare un ragionamento territoriale su come inserire nel mondo del lavoro tutti i profughi di tutte le etnie, ben vengano e siamo disponibili. Fino a Poi, poco tempo fa non c'era questa raccorsa alla solidarietà. beh, Quando però, si insomma, parlava di nostra, altre etnie. però è stata la nostra una C'è stato regione un di po' di- accoglienza, diciamo sì. così, di gente buona, per cui insomma voglio cercare Sì. anche il lato positivo in questi momenti, no? Diciamocelo Lignano come stesso- sono le cose, insomma. Certo, è però certo. Lignano già un paio d'anni fa ha Lignano accolto ha dei dimostrato profughi, la esatto. sensibilità, magari, E quindi che anche non lì c'era si quella poteva corsa alle fare. seconde case, che magari Esattamente. non Quindi, c'era questa offerta. Se insomma, c'è ecco. disponibilità da parte delle associazioni di categoria a fare un ragionamento di accoglienza e di inserimento nella società, nella collettività, anche attraverso il lavoro, di
chi scappa da una guerra, ben venga. Poi è ovvio che oggi c'è l'emergenza e ci sembra più vicino questo conflitto, quindi forse siamo più coinvolti, se non altro perché in Friuli Venezia Giulia risiedono 6.000 ucraini, quindi insomma è una comunità molto forte che già abbiamo molto accolto nelle nostre famiglie, perché molte di queste persone fanno le collaboratrici domestiche e quindi supportano già quotidianamente le sentiamo un po' famiglie. nostri, insomma. Esatto. Ma dove sta il problema del lavoro, Bonaparte, a questo punto? Allora, che nel settore, nel comparto turistico, cioè ricettivo dei pubblici esercizi, Confcommercio o insomma le federazioni affiliate a Confcommercio lamentino una mancanza di personale, e non solo in Friuli, è un po' in tutta Italia, questo è da anni. No? Poi forse la pandemia ha acuito questi problemi, anche in virtù del fatto che molti lavoratori hanno optato per altri settori e sono usciti, quindi il problema c'è e esiste. Io dico che intanto utilizzare, anche se uso un termine come dire stress o ragionamento, una catastrofe come questa, bisogna stare attenti anche a non essere strumentalizzati, no? Per un fine, come dire, meramente di opportunità aziendale, diciamo così. Dopodiché c'è un tema legato comunque a uno stato di pandemia, cioè, ad esempio ci sono delle regole comunque, no? Per chi ha più di 50 anni deve essere vaccinato piuttosto che Green Pass, e queste sono popolazioni che se vaccinate hanno un altro vaccino che ad oggi non è riconosciuto, quindi c'è un tema anche di visti e di legalità su cui noi poco possiamo, e sta l'Europa piuttosto che la Regione. E il tema della ricerca del personale c'è, ma va affrontato in maniera diametralmente opposta. Allora, io mi perdonerà Confcommercio, ma insomma hanno la tendenza quell'associazione ultimamente a lamentarsi, ma a fare poco, no? Noi incontriamo imprese di quei settori lì, strutturate, che in realtà hanno gli stessi problemi, ma organizzano formazioni anche in partnership col pubblico, qualificazioni professionali, aperte ovviamente a tutte le etnie, ed è chiaro che se si inizia un percorso di questo tipo i frutti potrebbero arrivare non dopo domani, ma nel medio e lungo. Quindi manca una programmazione della formazione, della qualificazione, delle attività nel turismo. Si vuole l'addetto che mi faccia la stagione, spesso dal nostro punto di vista, che quindi non è la verità, ma è un nostro osservatorio, stagioni corte, turni massacranti, giorni di riposo che non ci sono, ore retribuite un po' in busta e un po' non in busta, pause pranzo da fare in piedi in 3 minuti. Per lei è questa la colpa per cui gli italiani rifiutano questo tipo di lavoro? Sfruttiamo altri, uso la parola sfruttare, non lo so, perché lei in questo momento mi parla così e per me è uno sfruttamento. Allora. Il settore del turismo è connotato da grosse fette di lavoro che noi chiamiamo grigio. No? Quindi ti inquadro al minimo, ti do la busta al minimo tutte le ore fuori. Quindi c'è un tema e io sono contento che le associazioni di categoria per loro conto, ma anche le organizzazioni sindacali stanno invece portando avanti una cultura sindacale e del diritto. Quindi forse c'è anche qualche persona che non accetta certi tipi di proposte perché non vuole sottostare a certe condizioni. C'è il tema degli alloggi, c'è il tema di queste famiglie, se parliamo d'Ucraina, che sono donne che hanno magari bambini, e allora ho sentito da Confcommercio pensare a servizi anche di conciliazione. Li si pensi per tutti quelli che lavorano in quel settore lì, perché nel senso se questa è come dire, il cavallo l'ariete. Lei dice, si è pensato adesso perché non si è pensato prima, si pensa a formazione adesso perché non si è pensato prima, si potrebbero pensare agli italiani, non si pensa agli italiani adesso? No, io non faccio questione di italiani e italiani, io dico che in Italia siamo abituati ad affrontare un problema quando c'è l'emergenza. E invece questo è un problema strutturale. E io dico che un'associazione di categoria come Confcommercio dovrebbe, secondo me, fare un po' meno attività di lobby, fare un po' più di associazioni di categoria. Io le faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Guerrima. Non è che qualcuno approfitta perché dice chi devo andarmi a lavorare in questo settore quando ho il reddito di cittadinanza? Ma allora, sul reddito di cittadinanza io ho un'opinione molto chiara. Non è un problema di strumento. È come viene utilizzato. Cioè, come sempre in Italia, le riforme, e questa è una riforma che è stata importante, si fanno a metà. Per cui il reddito di cittadinanza non prevede solo ti do un sussidio, ma dovrebbe essere accompagnato dalle politiche attive, dalla funzione degli orientatori. Le due cose devono stare assieme. È chiaro che se manca una, cioè il pubblico che ti aiuta a formarti e a cercarti un lavoro, rimane solo l'assistenza, cosa che noi ad esempio siamo contrari all'assistenzialismo.
Quindi praticamente doveva essere giocato in una maniera diversa questo tipo di strumento. Deve essere ancora implementato. Lei pensi allora che... non è un problema solo di Confcommercio, è un problema generale. Assolutamente, ecco, è un sì. problema della Non è un classe problema, dirigente sì. politica, non di ecco, Confcommercio. Sì, ecco, Il Confcommercio non fa le leggi come non le fa le organizzazioni esatto. sindacali. No, Lei perché da pensi come che... era partito prima sembrava che fosse tutta colpa di Confcommercio all'inizio. Beh, Confcommercio rappresenta comunque una serie di imprese Sì. e ripeto, noi dal nostro osservatorio il 90% dei lavoratori che vengono a fare vertenza nei nostri sportelli uffici vertenza escono da quel settore lì. Non escono dall'industria, i numeri sono numeri. quindi qualcosa vorrà dire. Poi ovvio che si sbaglia sempre a generalizzare, io credo ad esempio che chi evade, elude o non rispetta i contratti nazionali e le norme faccia male proprio a quelle imprese che invece rispettano le regole. Quindi vorrei uno sforzo congiunto con le associazioni, perché se togliamo dal mercato questi tipi di imprese, chi si comporta seriamente ne ha solo da un vantaggio. Senta, quanti posti sono stati persi in questi anni in questo settore? Ma allora, span, non è che non voglio avere esatti, oppure c'è stato un notevole turnover perché proprio non si è formati secondo lei? il turnover è molto fisiologico nel terziario, anche perché l'età media dei lavoratori è bassa, perché c'è anche il lavoratore che si approccia a quel settore, magari è studente e quindi gli serve solo il lavoro per i 3 mesi, non c'è chi imposta un'attività su quel comparto lì. Il turismo è stata, non voglio dire tragedia perché le tragedie sono altre, però è stata sicuramente un'emorragia anche dovuta all'incertezza, si riapre, le chiusure, anche a una paura psicologica di avere un contatto col pubblico in pandemia, perché magari c'era anche quello. Il terziario ha retto, anzi il terziario alimentare, le aziende dell'industria alimentare, della grande distribuzione hanno aumentato, anche in virtù dei lockdown, comunque mangiare si deve mangiare, non si poteva uscire dal comune. Noi ad esempio lamentiamo, ma questo non c'entra con commercio, dal punto di vista politico, l'assenza di politiche pubbliche sul turismo, cioè il turismo è la somma di una serie di politiche energetiche, ambientale, conservazione del suolo, culturale, formazione, che sono ad appannaggio pubblico. Tutte queste politiche assieme determinano l'offerta turistica e quindi la ricezione. Non si ragiona, il turismo non viene visto, pur avendo un indotto in Italia grosso modo di 16 miliardi di euro di PIL. Più bello del mondo alla fine. Insomma, non potremo vivere, voglio dire, certo. di quello. Vedasi la vicenda delle concessioni balneari, che grida vendetta e che adesso speriamo che trovi anche una soluzione. Da quel punto di vista? Beh, insomma, cosa si rischia di arrivare a questo punto? Io dico che ad oggi i canoni che chi ha la concessione balneare versa allo Stato valgono circa 108 milioni di euro in tutta Italia, che sono canoni fermi a 25 anni fa. Quindi lo Stato ci ha perso in quegli anni lì. Credo che si debba andare verso una regolamentazione e una modernizzazione. Il problema è che si scopre sempre l'acqua calda troppo tardi, quando e come lei ha detto prima, insomma, nell'emergenza ci si accorge. Probabilmente neanche la questione degli ucraini alla fine porrà fine all'emorragia nel settore del commercio. Io temo di no, ma una classe politica adeguata, dovrebbe programmare. 5-10 anni. Esattamente. Certo, questo si sa. Esattamente. Grazie Bonopane per essere venuto in trasmissione. Grazie a voi, buon lavoro. Buona serata a tutti, ci vediamo domani sempre con Screenshot, grazie, arrivederci.